Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Oggi per fare di calcolo usiamo tutti i computer e ci siamo quasi dimenticati che invece una volta nelle ditte vi erano decine e decine di persone che a mano compilavano fatture, stipendi e quant'altro, con precisione e diligenza, senza mai fare errori anno dopo anno, come ci racconta Albertina Barilli. Una vera rivoluzione fu la nascita alla fine del 1800 della calcolatrice di cui ci parla Albertina, la Comptometer. Fu una vera rivoluzione che semplificò di molto le operazioni, rendendole quindi più veloci, al punto che alcuni modelli erano ancora in funzione nel 1970, quando poi dovettero onorevolmente cedere le armi ai calcolatori elettronici. Albertina ci racconta poi che passava il tempo libero andando a vedere giocare a bocce il marito e il figlio. Forse non è noto che questo gioco nacque addirittura 7000 anni prima di Cristo e che si diffuse in Italia e quindi, grazie agli emigranti, in tutto il mondo. Eravamo in famiglia 3 maschi e 2 femmine, ma andavamo tutti d'accordo. La mia passione erano le bambole. Davo loro da mangiare, le mettevo a letto, le facevo passeggiare. Ho iniziato a lavorare come contabile a 16 anni, usando la calcolatrice Comptometer. Lavoro impegnativo, perché preparavo le buste paga che ancora si infilavano dentro i soldi. Mai mancò una lira. Ho lavorato sempre all'Ercolarelli per 40 anni filati, con grande impegno e volontà. Nella stessa ditta ho incontrato anche l'amore perché ho sposato una guardia giurata. Abbiamo avuto un figlio che ci ha dato tante soddisfazioni. Andavo spesso anche a vedere i miei fratelli, mio figlio e mio marito a giocare a bocce. Emilio Luini non ha avuto una vita facile. Da ragazzo, Balilla, viene schiaffeggiato dal capo fascista, non solo, ma mentre gli amici si divertono, lui deve sgobbare sui campi di grano. Da adulto lavora per 49 anni all'Olivetti, la ditta di macchine da scrivere di Ivrea che ha introdotto in Italia i personal computer, restando sempre scapolo, non frequentando le sale da ballo per il motivo che ci racconta. Ma nonostante tutto ciò, Emilio ha mantenuto un animo gentile che lo porta ad ammirare la natura che lo circonda. Da ragazzino mi alzavo alle 4 di notte per arare i campi e aiutare così mio padre. In casa eravamo in 7. Ero un balilla, ma non volevo pagare la tessera, che tra l'altro costava 10 lire. Allora il capo fascista mi ha schiaffeggiato. Poi a 14 anni ho fatto il garzone perché
si iniziava presto a lavorare, non si aveva molto tempo libero. D'estate, mentre gli amici andavano in bici, io andavo a mietere. Infine sono entrato alla Olivetti per ben 49 anni. Nella Guardia Nazionale Repubblicana ho sbagliato una volta a riparare una macchina da scrivere e sono stato buttato fuori a calci. Nel 46 si ballava ovunque. Io sono entrato al circolino di Azzate, pieno di gente che ballava. Ho sentito un forte odore nauseante e da allora non sono più entrato in nessuna sala da ballo. Forse per questo non mi sono mai sposato, ma ho preferito stare signorino. Vorrei costruirmi una casetta con le mie mani. Ora mi soffermo in giardino e osservo gli uccellini fare il nido. Una volta una capinera fece il nido nella mia cassetta della posta. Aveva ben 5 piccole bocche da sfamare, continuando ad entrare ed uscire dalla buca delle lettere. Poi un giorno sparirono. Speriamo che siano volati via e che non siano stati mangiati da qualche gatto. Sono fiero del lavoro che ho fatto. Mi chiedo ancora come faccia una macchina a fare i calcoli. Che cosa meravigliosa! La cosiddetta buona memoria può essere sviluppata con opportuni esercizi o trucchi, in specie per memorizzare numeri anche lunghi o nomi. Una delle tecniche più diffusa è quella associativa, che consiste nell'abbinamento dei numeri a forme o colori. Oppure, come nel caso di Mauro, può essere una dote naturale, magari ereditata dai genitori. Forse questa particolarità l'ha aiutato nella sua vita lavorativa a farsi tanti amici, amicizie vere e non di comodo, che ha poi ritrovato nel momento del bisogno. Come dice il vecchio proverbio, chi trova un amico trova un tesoro. A scuola ero molto bravo in matematica e avevo, ma l'ho ancora oggi, una memoria formidabile per i numeri, da quelli di telefono alle date. Per 30 anni ho frequentato lo stadio, tifoso della Juventus e del Varese. Ho iniziato a lavorare a 20 anni per problemi di salute, ma ero ben voluto da tutti. Anche il direttore mi ha festeggiato quando sono andato in pensione. Ho tante amicizie e sono molto fiero di questo. I veri amici si riconoscono nel momento del bisogno e io questa situazione l'ho potuta sperimentare.